Capitano, che stai facendo? Il capitano ordina la Coca-Cola per il direttore, una cosa che non si dovrebbe assolutamente fare e che non dovrebbe essere permessa, e sul forum queste cose verranno riportate perché non è roba mia. Non so io. Granata, ci vediamo domenica. I conviviali. Presento gli ospiti, un tifoso, il Seba di Pagagna, un tifoso molto critico. Ma col che è? Questa è la mia. Il Pilo, un ex del Coloredo che adesso non gioca più. Serafini, il bomber, il nuovo acquisto che ogni volta entra e segna. Ricorda il vecchio Santigliana, non so che lui ha 20 anni. Ma lui ha segnato anche qui Quiris, no? Mi pare. Serafini, Purelli non segna ma non deve segnare. Una Coca-Cola. Niente che quando vede Coseano trova sempre il gol, quindi anche questo taglio nuovo che deve ancora spiegarsi, vorremmo sapere. Invece le donne scappano pensando, lei venga qui, l'ha cognato di pugnetti che fa finta di non sentirci, ma insomma presi da un attimo di timidezza. Comello il gatto, il caporiacco di una volta. Il barbe è arrivato. Che è arrivato dopo aver festeggiato per un'ora e mezza. Il testore, un altro del caporiacco. Attenzione. Vabbè, questa gente da ruolare sul forum, bisogna. Devono essere tutti sul forum. Allora, Alessandro, domanda proprio sulla partita. Sì. Come ti sembra il colorito del barbe? Roseo. Ma ascolta, te che avessi bevuto? Due taglietti, so. Due taglietti. Attenzione, bellissima felpa anche quella del barbe. Sport.it. Girati, vediamo dietro. E il barbe Zanca? Gran livello, gran livello. Zanca il jingle. Grande barbe. Aspettiamo i fratelli Dago. Per bere una roba insieme. Molto bene, a più tardi, la ringrazio. Ivan direttamente da Rive Barcano, dove l'Unico ha battuto il Forum Violi per 2-0. Bella partita? Sì. Meritata? Meritata vittoria del Rive. Il Forum, sì, il pietoso? Pietoso. Attenzione, siamo qua a Coloredo dove stiamo raggiungendo la libidine. Ale, spettacolo. Sì, ma dov'è la costata? Zoomiamo. Manca la costata? Ma dici che arriva anche la costata? Manca la costata? Mamma mia. Ragazzi, buon appetito. Grazie. Oh ragazzi! Una notizia in diretta sul forum. Non so come sia possibile, però nel calcio succede tutto. Diana 0 for Borzec. Stiamo per sapere quanti numeri. Morendo ritorno terzo. Deve succedere, succederà. Ale, scusa, allora il forum ha perso a Rive d'Arcano, ma il vero forum che è il nostro vince sempre. Vedo qua altissimo livello per la stazione dei chioschi. Dei chioschi in diretta con la pancetta. Hai dato il benvenuto a Ivan. Il forum che sono dato il benvenuto a Ivan. Viva, su un po'. Autodidatti alle diete anche tu? Non ho capito. C'è dieta. Attenzione, siamo andati adesso sulle bistecche, per cui Coloredo guadagna ancora punti nella stagione dei chioschi. Per il buon appetito. Utenti di Fox Sport, abbiamo una chicca qui al termine di Coloredo Coseano. Ci facciamo dire qualcosa dal capitano Dago? Il capitano Dago oggi ha ceduto la fascia ben volentieri al capitano Topazzini, perché questo giovanotto se ne va per 6 mesi a fare la stagione in mezzo alle toppe a Sharm el Sheikh. Evviva! Volevo ringraziare il mio capitano Dago perché ha fatto un gesto molto... è stato grandioso, altruista, grandioso. È la seconda volta. Umilmente. E anche domenica scorsa mi ha dato la faccia e abbiamo vinto 4-1. Speravamo di eliminarti già questa sera. Magari lui spera che tu in cambio gli dai qualche topa, no? Ne porto quante ne vuoi? Topazzini, portaci topa! Quante ne vuoi, amico? Oh, mi raccomando, Ecco, speriamo che tu abbia l'occasione di guardarci anche da laggiù. Noi comunque continueremo a seguire il Coseano anche per te, visto che... Ricordati che ti abbiamo voluto bene, il Coseano ti vuole bene e ti penserà. Viva! E ti lascerà un posto il prossimo anno. Viva! In bocca al lupo e ci vediamo al tuo rientro. Grazie mille. Mandi. Lei che è stato espulso, si presenti intanto. Smeraldo del Coseano. Ruolo? Leader
libero anche se sono contro questo ruolo. Ecco, ci tocca un dubbio, no? Lei è entrato nel secondo tempo, dopo 1 minuto e mezzo è stato espulso per fallo da ultimo uomo, è stato espulso al 69esimo, no? Questo numero è qualcosa nella cabala, è un numero che lei Sì, io avevo porta letto bene? questo numero, ho detto deve esserci qualcosa, succedere questo momento, qualcosa in questa partita un po', diciamo, Un po' scialba, ecco, sì, appunto. Buon minuto per uscire il 69, gran livello, gran livello. Partita ancora in bilico, ci ha pensato lui a risolvere. Esatto. Grazie Pini, grazie. Nulla, ragazzi di nulla. Ma ecco, veniamo proprio al fattaccio, no? Questo è il fallo d'ultimo uomo. Sì, io- A noi non sembrava tanto cattivo, cioè, boh, la maglia era un po' tirata, lui è stato letteralmente abbattuto al limite dell'area, però l'arbitro avrebbe potuto lasciar correre. No? Era valutabile in molte maniere. Poi io ho già fatto ricorso perché il fallo è stato su Marangone e quindi è un uomo che non può essere considerato chiara occasione da gol. Quindi credo che il ricorso verrà accettato sicuramente. Bene, la ringraziamo, le auguriamo una buona squalifica, visto che almeno una giornata se la Grazie, beccherà. salute a tutti. Arrivederci, grazie. Attenzione, il Barbe sta insediando questa pulzella. Il barbe taccheggia. Ai ai ai. Il barbe? Ecco, dovete sapere che il Barbe, pur di non farsi trovare una sfida di briscola 37, ha deciso di andare in gita in Trentino il 25 aprile. No. Ma gli aspetta. Figura pietosa. Più osei però, Scusa, vai a vedere cosa stai bevendo per piacere. Vai a vedere. L'ho trovata, Abramovic ha colpito ancora. Però stai Vergognoso, sveglio. no. Tira i par perché. Senti, facciamo un saluto a Bou. Guarda, addirittura cosa beve? Facciamo un saluto agli altri utenti tipo Granata, Bou. Granata che oggi ha perso 5-2 Granata, però attenuante Granata non giocava, quindi sono il primo a dire che quando manca Granata l'USMT vale la regola del 5. Allora, permettetemi di fare una Competizione Granata. Non giocare. Permettetemi di fare un excursus dedicato a Granata. Oggi l'Empoli ha vinto a Torino, in casa del Torino, 1-0. Granata, questo non mi hai detto un cazzo. Torino si scrive T apostrofo. Apostrofo Orino. Allora, scusa una cosa Granata, io vorrei che tu domenica venissi solo al chiosco, perché visto che quando non giochi ne prendete 5, Ecco. a noi farebbe comodo. Molto comodo. Quindi ti aspettiamo al chiosco domenica e forniscilo per cortesia. Ecco, un saluto a Bou. Facciamo. Eccolo, è lui, Granata, pronto? Granata, allora, Allora, fermo, zitto, Granata sei in diretta davanti alla telecamera di Fox Sport e stavamo parlando di te, una dichiarazione di Granata. Granata, perché avete perso? Non c'era Granata, sta dicendo che non c'era lui e quindi... Ma neanche il Torino c'era a Torino, mi pare, no? E perché non mi hai detto che l'Empoli ha vinto a Torino? Allora cosa ha fatto lo Zoppo? Allora lo Zoppo ha fatto 1-1 col Beretto. Mamma mia. Dopo imparo a zoppicare. Quanti salutano Stelli Dago, Stella e siamo tutti davanti alla telecamera. Il Barbe, il Barbe in grande spolvero. Il barbe, il pollo. Salutiamo No! sul fondo. Mamma mia! Ciao Granata, anoressico! Polmone! Sei un polmone! Vorrei un commento da parte vostra sull'espulsione di questo signore qua al 69esimo. Secondo me ingiusta, profondamente ingiusta perché Secondo me invece si è tuffato. No, però io, cioè, secondo me, fallo l'ultimo uomo, cartellino, a banco dai un ezzocade, no? Cioè, lui dice, boh, ma va pure. Solo per cercare di ritornati un'anca da calare. secondo me sono minimo 6 giornate. Io ho consigliato all'arbitro 6 giornate. 6. Andremo ad infierire anche noi. Vai. Utenti di Fox Sport, possiamo un attimino documentare la fase successiva al color puinte. Attenzione, sta bene. Fermo lì. Poker.